sono le clausole di salvaguardia e che cosa comportano? Le clausole di salvaguardia sono dei vincoli che l'Italia ha con l'Europa nel caso in cui non si riuscissero a reperire le risorse necessarie alla loro sterilizzazione. Ma che cosa comportano realmente? Comportano un aumento delle aliquote IVA fino al 25% a partire dal 2020 fino al 2022. Ma cosa accadrebbe se non venisse aumentata l'IVA? Beh, se non venisse aumentata l'IVA, i fondi necessari alla sterilizzazione delle clausole verrebbero reperiti da tagli dove si presenta disponibilità economica. Negli ultimi anni i principali settori che hanno avuto un ritocco al budget sono stati i servizi sociali come scuola, sanità e pensioni. Secondo la nostra redazione, le possibili soluzioni potrebbero essere due. La prima, innanzitutto bisognerebbe eliminare il fiscal compact. Come seconda cosa, invece, l'Europa dovrebbe legittimare una spesa straordinaria come quella di cui beneficiò la Francia alcuni anni fa. La seconda soluzione, avanzata da alcuni economisti, consisterebbe nel raccogliere 25 miliardi di IVA e investire in infrastrutture e cultura. Questo porterebbe nel breve e nel medio-lungo periodo sviluppo. Su questi soldi però l'Europa dovrebbe imporci le regole del dove, come e da chi sono spesi questi soldi. Chi spende male dovrebbe essere restituito e verremo commissariati come la Grecia alcuni anni fa, ma nel nostro caso per palese incompetenza. I modelli su come spendere i soldi ci sono, basti pensare alle amministrazioni che hanno richiesto l'autonomia differenziata. Dopotutto, in Italia c'è chi con 100 fa bene e chi con 1000 fa male. Io vi ricordo che per ulteriori informazioni e per approfondimenti potete trovare tutto sulla nostra pagina online www.veroneconomia.it. Io vi saluto, a presto.